Buonasera! Non cercatemi questa sera, voglio stare per fatti miei, forse sento la primavera, ma stanotte la storia è lei. C'è nella vita un treno che perdere non si può, prima che torni il sole ci capirò di più. Non cercatevi per favore, non passatevi chissà chi, questa donna mi fa impazzire quando dice o non dice sì, per dare ragione al cuore non ho avuto pace mai. Fatemi naufragare, l'ultima spiaggia è lei. Un grande amore fa respirare, dà coraggio a chi non ce l'ha. È una canzone senza parole che nessuno mi ruberà. Un grande amore non sa tradire, chiede solo sincerità. È una tempesta di quelle vere, se impazzisce non ha pietà. Non voglio sbagliare niente, non posso sbagliare più. Se è vero che il grande amore sei proprio tu. Io per spirito d'avventura quante chiavi ho buttato via, e ogni giorno veniva sera e non era mai casa mia. L'amore restava un mito, tu arrivi e mi cambi il film, il cuore girava a vuoto, adesso ho una marcia in più. Con me un grande amore fa respirare, dà coraggio a chi non ce l'ha, agita il cuore, fa traslocare dalla mia alla tua città. Un grande amore può far soffrire, è un disastro se se ne va. Quando ti prende ti fa volare, ma non è solo libertà. Non farmi sbagliare niente, non farmi sbagliare più. Se è vero che il grande amore sei proprio tu. Oh, tu sei tu. One, two, and 1, 2, 3, go! Non cercatemi questa sera, non cercatemi questa sera, non cercatemi questa sera, non cercatemi questa sera. E invece no,
invece no, cercatemi questa sera al 348 80 40 254, sono le 20:09, non siamo partiti Fabrizio ma siamo già in ritardo. Buonasera a tutti, messaggi, fotografie, richieste, saluti, consigli, commenti al 348 80 40 254 sia via WhatsApp che via messaggio normale, l'importante che vi divertiate con Peiretti. Ragazzi, sarà una lunga puntata e questa sera parliamo d'amore, ma soprattutto andiamo a parlare del primo amore. Io voglio sapere da voi cosa ricordate del primo amore. Io mi ricordo che lei si chiamava Nadia, era bellissima, anzi è bellissima, è ancora una donna stupenda, ormai è madre di 2 figli, però io in quei tempi avevo 16 anni, ero innamorato pazzo, mi ricordo il suo sguardo, il suo profumo, mi ricordo quasi tutto di lei, ma ricordo anche che per lei ho pianto molto perché era un primo amore non proprio contraccambiato. E quindi saluto Nadia e mi raccomando al 348 80 40 254 raccontatemi del primo amore, perché come dice Enrico Ruggeri, il primo amore non si scorda mai. È passato il tempo, ci ha scavato dentro la vita che ci ha trasformato, il mondo è cambiato da allora, ma ricordo ancora tutti i giorni persi, adesso che siamo diversi e niente sappiamo di noi, io non ti dimentico, il primo amore non si scorda mai, non è stato spento quel profumo intenso, parole, vestiti, canzoni e certe emozioni rapite lungo le salite dentro a questo viaggio, e ancora mi fanno coraggio parole lasciate da te che non dimentico, non ti dimentico, il primo amore non si scorda mai. Siamo il prodotto di gioia e dolore, di segni che lascia la vita, figli di sogni segreti perduti nel vento, innamorati di giorni d'amore magari nemmeno vissuti, nella memoria trasfigurati al sole come noi. Corre forte il tempo, ogni sentimento è nato da quello che è stato, è già diventato una spina, tutto come prima, ma su nuove sponde si nuota passando le onde e niente sappiamo di noi, ma non dimentico, non ti dimentico, il primo amore non si scorda mai. Siamo il prodotto di antiche passioni che ci hanno svelato la vita, figli di spine segrete perdute nel vento, innamorati di certi sapori magari nemmeno vissuti, nella memoria trasfigurati al sole come noi. Raccontatemi del vostro primo amore. Chi era? Dove l'avete conosciuta? Cosa ricordate di lei o di lui? Siamo il prodotto di gioia e dolore, di segni che lascia la vita, figli di sogni segreti perduti nel vento, innamorati di giorni d'amore magari nemmeno vissuti, nella memoria trasfigurati al sole come noi, ma il primo amore non si scorda mai. Ma secondo te Fabrizio è vera questa roba? Cioè il primo amore non si scorda mai? Ma
Non lo so, bisogna vedere. Magari qualcuno all'ascolto ha fatto sì del primo amore l'amore della sua vita. Fateci anche sapere questo, se la prima vostra vera cotta, il primo vostro vero batticuore forte è quello che vi siete portati fino ad oggi al 34880 40 254. Tra un po' qui con me Amedeo Grillo. Ma adesso voglio sentirvi cantare questa canzone. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanchi neanche quando ti diremo ancora un altro sì. La meraviglia della danza, la meraviglia di una donna. In fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire a chi non riesce più a parlare. Adesso voglio sentire tutti ancora con noi. Dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora sere tempestose, portarci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Oh sì, Ho già sistemato il microfono per lui, signore e signori, Amedeo Grillo. Ciao Amedeo! Ciao Rico, buonasera a tutti!
sulle mani a casa. Ne pento, giuro che non lo faccio più, non farò più denari a gente, il divorzio mi butta giù. Ma il peccato davanti sempre, questo so che lo rifarò. Non prometto alla mia coscienza di fuggire nemmeno un po'. Voglio sempre te, voglio sempre te, voglio sempre te. Questo peccato mio so che mi porterà, ma questa vita mia è già un inferno se manchi tu. Soffro di nostalgia, muoio di gelosia, povero cuore mio, povero cuore mio. La donna di picche. La grande richiesta. Una volta mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre una donna di picche, quella donna somiglia a te. Ma il peccato davanti sempre, questo so che lo rifarò. Non prometto alla mia coscienza di fuggire nemmeno un po'. Voglio sempre te, voglio sempre te, voglio sempre te. Questo peccato mio so che mi porterà, ma questa vita mia è già un inferno se manchi tu. Soffro di nostalgia, muoio di gelosia, povero cuore mio, povero cuore mio. Una volta mi ha fatto le carte, ogni carta che c'era per me. C'era sempre una donna di picche, quella donna somiglia a te. Una volta mi ha fatto le carte, ogni carta piaceva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una volta mi ha fatto le carte. Buonasera Amedeo, Buonasera a te, benvenuto. buonasera a tutti. Benvenuto Amedeo a Grillo in casa Peretti in diretta. So già le 20:22, siamo in ritardissimo, però Ciao. voglio ancora farti cantare un brano subito, proprio così, al volo. Tanto non è una canzone complicata, è una canzone come dice Semplice. Togni, è una canzone semplice, ma semplice non è. Amedeo a Grillo. Come stare fuori dal tempo quando fuori mattina presto cammino con aria da fortuna. So che in qualche tasca devo avere ancora una da fumarmi dolcemente. Conto i passi pensando a niente, la notte è ancora attaccata ai muri, ma in mille pezzi se tu la sfiori. Semplice come le storie che cominciano come da calcio ad un barattolo, e respirare con un ritmo quasi uguale a questi giorni che viviamo in due. Svegliati, è sempre un sogno da raggiungere, amore e forza che è possibile andare avanti anche se fa un freddo cane e ci vogliono imbrogliare. Tutto quanto mi sembra giusto quando fuori è mattina presto, ogni via ancora un suo colore, per farle tutte uguali basteranno 2 ore. Io mi guardo in giro, tra me la piazza, soltanto il cielo, un orologio senza lancette, un
istante che sa di latte, è semplice trovarsi in tasca qualche spicciolo e dirsi ti amo per telefono, poi saltare anche la cena per parlare, per mangiare 4 chiacchiere. Svegliati con un'idea che vuoi difendere, con un ricordo da dividere, insieme anche se ogni giorno è un'avventura, e a pensarci fa paura, come stare fuori dal tempo, quando fuori è mattina presto, da un po' la gente tornerà per strada, ci sarà la fila alla fermata, è semplice, basta farsi un'autocritica, volersi bene forse l'unica, c'è una commedia, allora avanti un'altra scena, per noi non c'è problema. Chissà quanti a casa hanno dimenticato questo brano, ma quanto è bello, insieme dai! Come stare fuori dal tempo, quando fuori è mattina presto, come stare fuori dal tempo, quando fuori è mattina presto. Amedeo Grillo per voi! Senti Amedeo, rubo ancora un po' di tempo a questa prima parte perché voglio chiedere a te il leitmotiv della serata. Se qualcuno si fosse collegato tardi, ho chiesto ai nostri amici a casa cosa vi ricordate del primo amore. Tu cosa ti ricordi del primo amore? Io mi ricordo C'erano ancora le lire, possiamo dirlo, ma anche per il mio c'erano ancora le lire. No, comunque sì, effettivamente. Mi ricordo qualcosina, mi ricordo si chiama Luisa, eravamo ragazzini, avevamo 14 anni a testa. Andavi a prenderla col motorino? No, andavo fuori dalla scuola quando non c'era il papà. Attenzione, andava fuori da scuola quando non c'era il papà. Questa cosa ma a Napoli ancora? Sì, ma a quell'epoca lì parliamo di parecchi anni fa, giustamente, quindi era normale che ci fosse sempre il genitore dietro, insomma. Non è ok, tu cercavi di... No, io cercavo. Ma raccontaci, quando non c'era il papà poi andavi a prenderla... Sicuramente dovevo fare l'attenzione, perché spesso capitava il papà e il fratello, quindi di conseguenza lei mi diceva oggi non viene nessuno, mi lasciava il bigliettino. Che bella, che bella. Questa ragazzi, questa è vita vera, ok? Come vera Casa Peretti. Sono le 20:27 precisi, mi raccomando 348 80 40 254 per farci sapere, sì, richieste, messaggi, fotografie, tutto ciò che volete, ma anche per dirci cosa vi ricordate del primo amore. Pubblicità e noi torniamo subito qua. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti. Il mio manager mi ha scritto adesso tutto a posto, né? Vuol dire che va tutto bene. Ragazzi, però adesso vi voglio parlare di questo codice a barre. Come funziona? Voi andate vicino col vostro telefonino in modalità videocamera, una modalità fotografia, quindi come se voleste fare una foto. Bene, inquadrate bene questo, vi arriva fuori una scritta Canva, accettate l'invito di Canva e vi porta sul regolamento, sulla spiegazione per come avere nella vostra macchina, nelle vostre case il mio CD. Attenzione, molti mi hanno scritto in questi giorni: ma sì, ma io il CD non so più dove metterlo. Molto bene, non c'è nessun problema, potete anche richiedere la chiavetta, sia il CD che la chiavetta, con tanto di dedica, amici a casa, dedica. C'è qui Amedeo e quindi io vi voglio parlare proprio per un minuto solo del quinto brano che trovate in questo album. Il quinto brano si intitola Il piano della morte. Come vi ho detto nei giorni scorsi, nelle puntate scorse, questo CD fa parte della mia vita e sono tutte storie che sono vicine a me. Il piano della morte io l'ho scritta proprio pensando ad Amedeo Grillo. Amedeo Grillo è un guerriero, sta combattendo da tanto tempo contro un male bastardo, proprio possiamo dirlo, e in questo mio testo c'è scritto: quante volte tu hai pensato ho vinto, ma questa cosa così brutta è tornata. Sì, dopo già i primi 3 anni che sono stato operato.
Pensavamo che era tutto a posto, poi purtroppo disgraziatamente è successo che non era così e abbiamo ritrovato praticamente un piccolo linfonodo e abbiamo ricominciato da capo, però con terapie, quindi automaticamente sono 12 anni in tutto. 12 anni che combatti? 12 anni, esatto, 2013, e sono 8 anni che faccio chemioterapia e tante volte mi è capitato di pensare che andava sempre lì al finire e poi no, per ricominciare un'altra volta. Difatti dopo i primi 3 anni ho dovuto ricominciare tutto quanto da capo un'altra volta. Sapevo che non era granché, però qualcosa c'era e quindi mi sono detto vabbè, pazienza, andiamo avanti. Certo non mi fermo io perché io Un grande guerriero. non posso fermarmi, adesso ne ancora dopo 8 anni che faccio terapia e non mi fermo ancora, sono qui ancora a cantare con te e voglio venirci più ancora. Fin dove tengo in piedi, vuol dire che il piano della morte non sta funzionando con me sicuramente e qui no. è proprio descritto molto bene nella traccia numero 5. Ho vinto, io pensavo ma se il piano della morte suona ancora vuol dire che lo sto ascoltando e quindi sono qui e sei qui a cantare io con tra me. l'altro questo lo auguro a tutti quelli che sono nella mia stessa condizione, Vero. di lottare, di non fermarsi mai e di parlarne di quello che uno subisce, perché non parlarne non va bene assolutamente, bisogna parlarne di quello che uno ha, non bisogna mai vergognarsi di questo, tanto non l'abbiamo mica cercato noi, è venuto da sé. Quando ho finito di scrivere il brano, la prima persona che ho chiamato è stato proprio Amedeo. Ho detto senti Amedeo, io ho scritto un brano su tutto ciò che mi hai raccontato, no? Della tua vita, di questa grande partita che stai giocando e stai vincendo, e quindi l'ho detto ti dispiace se poi questa canzone la metto nel mio album? E lui mi ha risposto assolutamente no, perché è giusto parlarne. È una verità di fatto questo, assolutamente, anzi ti ringrazio, quando è successo non pensavo che potevo essere ispirazione di un brano che poi non sembra, ma come titolo diciamo uno pensa chissà che, se poi ci vai a guardare dentro no. cambia totalmente. Anche perché il piano della morte è inteso come piano, come idea della morte, come piano inteso anche come piano dell'ospedale e come pianoforte che senti suonare. Finché senti suonare il piano è perché la morte deve cambiare progetto. No, qui devo ringraziarti perché a parte io ti ho ispirato a quello, ma comunque la canzone è venuta bene, io l'ho già sentita, quindi non è che... Grazie, mi raccomando, da venerdì esce il CD se lo volete, altrimenti se non riuscite a inquadrare questo codice non importa, mandate un messaggio in regia, sarò io a contattarvi dopo la puntata, qualcosa ci inventiamo. È un album che fa parte di me e mi piacerebbe così tanto che questo album entrasse a far parte anche della vostra playlist giornaliera, in macchina, in casa, cioè ci sono tante storie importanti per me e possono diventare importanti per voi. Ma adesso altre cose fondamentali di Casa Pirelli sono le loro richieste. Vai Fabrizio, sparami a video la prossima canzone, che è una richiesta che andiamo a dedicare a... Vai, vediamo un po' se è pronta la richiesta, altrimenti se non è pronta non importa. So che dovrebbe essere, se non sbaglio, Renata di Piscina, che ha richiesto un brano di Celentano. Ed è questo qua. Eccolo lì, Renata di Piscina, nata per me. Ciao Renata, salutiamo tutta Piscina e questa è la canzone. Non so, non mi importa perché tu sei ritornata da me, sei qui, ora sono con te, questo conta per me. Tu sei qui accanto a me, accanto a me, mai più ripartire potrai, mai più senza me tu vivrai, perché tu sei nata per me, io sono nato per te e mai più mi lascerai, ti lascerò.
Celentano approva dietro di te, ha detto che sei ok, Guarda, per ti ringrazio, dai. sei rock. Ma quasi tutte le sere ci segue, no? Celentano ci guarda tutte le sere. Ciao Adriano! Quando vuoi, noi siamo qui, se vuoi. Sei qui, ora sono con te, questo conta per me, tu sei qui accanto a me, accanto a me, accanto a me, accanto a me. Signore e signori, Amedeo Grillo per voi, a grande richiesta, il prossimo brano. Grazie Renata che ce l'ha richiesto sto brano. Brava Renata, Assolutamente. ottima, anche perché forse è la prima volta che la facciamo in Casa Pieretti ed è un bel brano. Prossima richiesta dobbiamo dedicarla al nostro Fabrizio in regia. va. Ma sì, mi ha detto prima, mi raccomando, mi dedichi il no, non andare via, non andare, No, c'ha ragione non andare Fabrizio, devo solo via. dare ragione a Fabrizio. Senti, io te la fo cantare a te. Se poi mi permetti di cantare un pezzettino insieme a te, vediamo visto qual- che è in napoletano e di Nino D'Angelo, tu A momenti non riesco neanche io, pensa un po' te. come non riesci neanche tu? Vabbè, se non non sai, dice, se non voglio sai il dire. napoletano, dimmelo che ho un amico che te lo può insegnare. Senza giacca e cravatta per Fabrizio. Quanta strada già fatta, passagli sta fortuna, pieta gente distratta, io non era nessuno. Quanta notte scelata, poi scala di rumore, pieta e figli scudata, già pensa paura. Aspettavo te, crescevo dentro sangue, musica volente, te bruciava dentro e veniva a me con l'ultima speranza, se sentivo il collo dentro tutte balle. Vita mia, ma voglio insieme a te, e sto viaggio e canzone mi ha dato l'amore per vivere. Vita mia, ma voglio insieme a te, ha portato un te suono più bella e ancora a desistere. Nino D'Angelo. Ci vuoi provare? Ma Dai, provaci. sei sicuro? Assolutamente, mi sembra che è giusto. Quante strade ha già fatto, persa gli sta fortuna, senza giacca e cravatta così sono venuto. Ancora, mi sono preso il gusto, vado avanti. Piedi e faccia importante, già truccata la luna. Guarda il re ogni tanto, ma capia, sono giunta. Tutti con noi! Mi aspettavo te, cresceva dentro il sangue, musica volente, te bruciava dentro e veniva a me con l'ultima speranza, me sentivo il collo dentro tutte panne. Vita mia,
fermiamo qui per adesso, ma torniamo subito, ma proprio subito dopo la pubblicità. Ho iniziato questa puntata con una canzone dove la prima frase era "non cercatemi questa sera". Bene, venerdì sera non cercate Amedeo perché tanto non vi risponde. Venerdì sera vi giocate a scudetto contro il Cagliari di Davide Nicola, che salutiamo, che ci guarda tutte le sere. Ciao Davide Nicola. Poi puoi capire, è il cugino di Ciro. Sì, vabbè, quello non è che dobbiamo proprio dire, nel senso, Davide Nicola, poi c'è anche Ciro. Ciao Ciro, salutiamo anche Ciro, quindi salutiamo Davide Nicola. Sei emozionato per cosa succede fine settimana? Cioè venerdì, ragazzi. Sì. A che ora giocano? 20:45. Alle 20:45. 20:45. Quindi vengo a casa tua a vederla, io non c'ho più niente qua, quindi vengo a casa tua a vedere la partita. Scusate, ci stiamo un po' facendo gli affari nostri, quindi Patti prepara qualcosa di buono perché sono a cena da te. Ricordo che venerdì sera non andremo in onda perché andrà lo speciale Scalenghe latte e formaggio, una puntata molto 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 bella in quel di Scalenghe. Però senti, volevo dirti una cosa, hai voglia di dire in napoletano ai nostri amici una frase che adesso ti dico piano piano nelle orecchie? Ragazzi, comprate il CD perché Enrico deve pagare le bollette. Di un po'. Voglio accattate il CD perché lui deve pagare quello che ha fatto, quindi di conseguenza mi raccomando, fate accattate la villa perché se no quello che faccio già è un pagato. Vabbè, accattatevi le bollette, la luce, gas, il telefono, bollette. Bollette. Come si dice bollette in napoletano? I bullette. I bullette. Gas, Quindi, luce e acqua. Voglio accattatevi il CD. Accattatevi sul CD. Accattatevi il CD. Facciamo spiacere a sua giornata. Bravo. Tutti i vostri messaggi. Vai Fabri. Vabbè, dai, un po' di allegria. Forza Amedeo da Gisella. Grazie. Che bel gatto. Guarda che bel micino che c'è lì. Il canto dona sollievo a chi è stanco. Salone del libro. Rinnova coraggio nelle prove, nella tristezza e medicina. Saluti Carlo Rotellini Corio. Ormai sta diventando un poeta il nostro amico Carlo. Comunque quello che ha scritto è vero. Molto. Assolutamente. Per me il primo vero amore è il mio ultimo amore, Pinuccio. Beh, questa è stupenda questa cosa. Bello. Ciao ragazzi, buona serata. Bravissimi. Casa Peretti. Con Casa Peretti si passano serate rilassanti. Grazie Dani, grazie. Ho parlato del Napoli, non già neanche più a leggere. Insomma è già con la testa. Buonasera Casa Peretti, Enrico. Vorrei ascoltare la canzone Lentamente di Rama di quest'anno. Sanremo, lo dice Andrea di Borgomanero, e noi te la metteremo in programma. Non la so, ma lo sai che la imparerò. Mirko ci scrive: ciao Casa Peretti, vorrei dedicare una canzone a mia moglie Sandy, che ieri ha compiuto 27 anni. Auguri. Vorrei dedicare Ti amo di Umberto Tozzi. Grazie mille Mirko, è una canzone che abbiamo fatto veramente di recente. Se tu scegli un'altra canzone te la faccio domani con tanto di dedica. Questa l'abbiamo fatta l'altra settimana, poi la gente mi si cambia canale. Però tanti auguri. Ciao ragazzi, vorrei ascoltare In segno d'amicizia Ramazzotti, Più che puoi. Grazie, baci e abbracci da Milena. Va bene, Più che puoi. Domani sì, più che puoi afferra, sì, la so, vai. Ciao Nico, perché dopo i capelli non tagli anche la barba? Ecco, questo è un buon suggerimento. Hai un bel viso con due belle fossette. Quando sorridi questa barba ti nasconde tutto. Allora adesso spiego perché tengo la barba. Perché non so se in piemontese il termine giusto è un po' il gavas. Vorrebbe dire, non so se dico una boiata o no, vorrebbe dire il doppio mento. Io sono un po' ciccio qua e quindi senza barba mi fa proprio spesso qua sotto che sembra un po' un barba papà. E quindi non si può. Saluti. Era un messaggio perché nessuno non si è fermato. Vabbè, però saluti da Fiuggi Terme, da Tony. Ciao Tony, ciao Fiuggi. Fiuggi Terme, ciao Tony, grazie. Buona serata, di nuovo temporale, purtroppo sì. Un abbraccio da Ciro di Montalciata, tutta la giornata. Ragazzi, ve l'ho detto che non dovevamo trasferire l'Italia ai tropici. Mi ricordo la profondità degli occhi e il magnifico sorriso da togliere il respiro del primo amore. Bello questo messaggio, peccato che non ti sei firmato, magari l'hai fatto apposta per tenere un po' di suspense, un po' di mistero, però bello. Del mio primo amore mi ricordo tutto. Ci ha presentato una mia amica in centro sotto la standa e poi da lì ci siamo rivisti tra di noi. Si chiamava Luciano e lo dice Dani. Bello. C'era la standa d'Alessandria, c'era la standa. Ciao Enrico, sono Renata, sempre fedele alla tua bella trasmissione con le bellissime canzoni. Vorrei approfittare del bravissimo Amedeo per una richiesta di una canzone napoletana. Una serie Maggi mancherebbe.
La sai? Sì, sì, Prossima volta che c'è qui Amedeo, una sera e maggio, molto bella, grazie. Ciao Renata. Mi sa che Renata è delle mie parti probabilmente. Non lo so, però ha gusti musicali che Sì, mi ci piacciono. mancherebbe, Il primo amore non si scorda mai. Sono state insieme, ma non è durato. Faccio tanti saluti a Amedeo e Enrico, lo dice Elena. Ah, non è durato il primo amore, ma è difficile. Peccato. Guarda che difficile che il primo amore Come si duri dice? tanto. Come si dice nella vita? Ritenta. Certo, avrà ritentato tante volte. Ciao, io penso che sia solo un modo di dire. Tant'è vero che io non ricordo nemmeno il primo amore. Saluti, lo dice Angela da Torino. Vuol dire che non è stato proprio... Anche probabilmente. Non è stato un fuoco. Ciao Angela, grazie. Grande Enrico, la canzone della Mannoia cantata benissimo, lo dice Luigi. Io Grazie, ringrazio Luigi e saluto tutti quelli che si chiamano Luigi all'ascolto. Quando è San Luigi, regia? Vabbè, andiamo avanti. Legge, Ciao a Amedeo, tutti da Cunico, bravissimi. Grazie per avermi dedicato il trettone. Ecco, vedi chi l'ha Ciao chiesto. Filippo, grazie da Cuneo o Cunico. Cunico. Bene, grazie Filippo, ciao. Ciao Amedeo, buona serata. Bravo, lo dice Enrico. Ciao Enrico da Rosalia. Ciao Rosalia. Non lo dico io, cioè lo dice Rosalia, ma il ciao era per me. Ciao Rosalia, grazie. Il primo amore fu un colpo di fulmine, si chiamava Angelo. Per me svanì molto presto, so che lui ha sofferto molto e questo mi ha fatto molto dolore, ma io non lo amavo. Poi ho incontrato il vero amore. Patti 60! Non possiamo dire... C'è la privacy, Amedeo, c'è la privacy. Privacy, non possiamo dire nient'altro. Leggi questo. Vedete che canta canzoni napoletane. Può cantare Luna Rossa? Sì. Luna Rossa? Non Sì. la so, di chi è? Di chi è Luna Rossa? Beh, l'ha fatta ultimamente anche, come si chiama, quello che faceva... Quello che faceva cosa? Ah, Achille Lauro, l'ha fatta Achille Lauro, sì. L'amore è venuto e mi ha guardata in silenzio, la vita si è alzata per andargli incontro. Sono alcuni dei versi che ho scritto da innamorata. Grazie sempre a tutti voi di Casa Peretti per quello che ci regalate. Un grande abbraccio. Linda da Crema! Ciao Linda! Belli, belli questi versi. Molto, molto. Ciao Casa Peretti, bravissimi, bentornata da Media con la sua voce. Michela Tatorino, grazie Michela, come sempre molto gentilissimo Michela. Ciao! Allora, non conosco perché il protettore degli studenti... Vabbè, niente, il mio manager. Grande Amedeo con la donna di picche, grazie amici. Grazie, Giovanni d'Alessandria. Ciao Gio! Sempre bello ascoltarvi, stai bene zio con la camicia azzurra, anche Enrico molto elegante, Neri e Pino, grazie ragazzi! Grazie Mary, grazie Pino, grazie! Ciao Enrico, grazie per le belle serate passate in vostra compagnia. Il primo amore quasi non lo ricordo più, però mi ricordo una lettera che ho scritto qualche anno fa a una ragazza. Cara, tu dici che ami i fiori e poi le strappi i gambi. Cara, tu dici che ami i pesci e poi te li mangi. Cara, quando mi dici che mi ami ho paura. E così dopo mia moglie, ora penso solo a mio figlio. Sarà egoistica la cosa, ma non ho più voglia di innamorarmi. Lo dice Claudio da Dogliani. Bravo Claudio, vivi i tuoi sentimenti. Se pensi questo giusto così, ricordo che se riesco domani ho una versione per te della mia faccia molto particolare, ma ci sto ancora lavorando sopra. Mi serve ancora un pomeriggio forse o due. Enrico, che dirti del primo amore? 16 anni, si chiamava Angelo, fotocopia di Scialpi dei tempi. Tutto detto, abbraccioni a te Amedeo. Titti, Grazie, Titti. Fotocopia di Scialpi, però te capila Titti. Amedeo, sei una roccia nella vita e in Casa Peretti, lo dice G. Ciao G, grazie. Ciao amici di Casa Peretti, ciao Amedeo e Enrico. Il mio primo amore è stato all'età di 12 anni con un compagno di scuola gay, come me, della stessa età. 12 anni? Siamo sicuri? È prestissimo. Ci siamo guardati e allo stesso tempo ho avuto un colpo di fulmine. Ci siamo fidanzati per 8 lunghi anni, quindi è stata una cosa importante, ma purtroppo lui mi ha fatto le corna e l'ho mollato. Giusto così ragazzi, potevi perdonarlo? Tornassi indietro nella vita lo perdoneresti? Ormai non si può tornare indietro, non esiste la macchina del tempo, ma esiste questo messaggio. Grazie Enrico per la mia richiesta e grazie a Amedeo che l'ha cantata con affetto. Renata, grazie Renata. Le mie congratulazioni ad Amedeo per la voce, la sua tenace forza infinita che appoggio e comprendo fino in fondo. Un abbraccio infinito da Amedeo. Un altro da Enrico. Grazie Erika da Intra. Ciao Erika. Grande Amedeo, sei un grande lottatore, sei una lezione di vita per tutti, ma questo grazie per Tettina. Ciao Betta, ciao Tino, grazie. Sì, ho sempre detto anch'io. La partita va giocata. Io fino in fondo. Sempre più bravi tutti. Amedeo ricorda canzoni in stile classico. Bravo. Stile classico.
Sicuramente sì. Prossima volta, Comunque sia, va bene. prossima volta vieni vestito col tutù e le scarpette, ti faccio fare due passi di danza classica qua, ok? Ve lo vedete Amedeo col tutù? Giuliano, ciao, siete bravissimi, un saluto da Luca e Giustina, Borgomanero, ciao Borgomanero, grazie. La prima cotta è stata all'elementare, abitava di fronte a casa, ero sempre sul balcone aspettando che uscisse dal balcone anche lei, che bello, bravo Tino. Storia di vita, sì, saluti a tutti, siete fantastici. Irene, Carmine, grazie Irene, ciao Carmine. Luna Rossa l'ha cantata anche Roberto Burro, vorrei vedere. Io parlavo dell'orchestra italiana di Renzo Arbore. Io parlavo di Fedez e non ce l'ha Fedez. Sto scherzando, dai che la facciamo. Prossima volta che c'è qui Amedeo, già 2 richieste. Buonasera, complimenti per la bella trasmissione che ci regalate. Siete degli antidepressivi naturali. Vorrei ascoltare, se fosse possibile, il brano Concerto cantata da Amedeo. La dedico a mia moglie Anna Franco da Bibbiana. Segnati Concerto. Gli Alunni del Sole, 1966 probabilmente. Quindi Concerto arriverà. Bella interpretazione della canzone di Nino D'Angelo. Viva Enrico, viva Casaperetti, regali Spensi a Ratezza. E questo mi fa piacere. Grazie a chiunque tu sia. Mi fa piacere anche per la concorrenza di quest'ora, dove tutti gli altri canali danno il telegiornale e io regalo Spensi a Ratezza. E divertimento, musica. Signore e signori, chiudiamo con una richiesta che è arrivata in privato, scusami, ad Amedeo. Un brano di Fausto Leali, Angeli Negri. Voglio parlare mentre dipingi un altare. Io sono un povero negro ed una cosa ti prego, pur se la Vergine è bianca, fammi un angelo. Tutti i bimbi vanno in cielo, anche se son solo negri. Lo so, dipingi con amore, perché disprezzi il mio coro. Se vedi bimbi neri, il Dio sorride a loro. Non sono che un povero negro, ma nel Signore io credo. E so che tiene da canto tutti i negri che hanno pianto. Lo so, dipingi con amore, perché disprezzi il suo colore. E direi che con questa immagine potremmo chiudere qui Casa Peiretti. Cioè, rivediamola un attimo, regia, rivediamola, perché io credo di non volere, di non volere mai dimenticare questa cosa. Amedeo in versione classica. Signore e signori, ha cantato per voi Amedeo Agrillo. La regia di Fabrizio, grazie Giuliano per i montaggi in presa diretta. Ci vediamo domani per una nuova puntata di Casa Peiretti. È stato un immenso piacere entrare nelle vostre case, ma non fatemi uscire dai vostri cuori. Ciao, grazie!